Daghe Aria, puntata numero non si sa cosa perché non mi ricordo più il numero, ma va ben così. Un qua siamo all'Arcella, Padova, e siamo in compagnia di... Mauro E Adriano? Benissimo, vai qua sigla. E ritorniamo dentro. Siamo sempre all'Arcea, non siamo andati via dopo la sigla, siamo sempre qua. E insieme... Beh, comunque Arcea proprio no, No, siamo mia proprio all'Arcea, c'è un cuore. Tacca. Siamo attaccati, esattamente, siamo Sacro Cuore di Altichiero. Altichiero, ok. Allora, Mauro, ti da dove vieni a proposito? Perché non ti ho neanche domandare niente ancora. Mi abito a Curtarolo, però sono nato qui proprio nel paese di Sacro Cuore di Altichiero, insomma, ecco. Ok. Via Sile. Via Sile. Per chi che siete a zona sa dove che sei. Esatto. E quanti anni che hai, se posso domandare? Aspetta che pensa. 71. 71. Beh, sì, classe insieme quasi con Adriano, giusto? Sì. Adriano quanti anni che hai tu? 71. Anche a te 71. Te vai poi 72 o sito 72 sto anno? No. No, anno prossimo. Sì, 71 tutti e due. Tutti Perfetto, due. perfetto. Classe de ferro. 54. Ecco. Classe del ferro. Sì. Ma ognuno che conosco dice sempre la solita roba. Classe del ferro. Non Di è tutti i altri. classi del Il ferro. nostro è ferro buon però, che Eh. altri è ferro marzo. No, classe de ferro vecchio. Ferro vecchio, ecco, bravo. E anche a te siete a zona, credo, perché qua siamo al Tichiero, ma... Dove che sono nato io mi sono a 150 metri. Ah, quindi vi conosci da una vita? Nati insieme. Purtroppo sì. Purtroppo sì. Cresciuti insieme. Cresciuti, ma dopo vi si anche divisi e strade perché per lavoro, per tante robe. Dopo. Sì, vi si separai. Siccome dose mei praticamente. Per carità di Dio. Sì, purtroppo. Da che da uno, da che altro, Ecco. vorrei sapere cose che avevi fatto e se sempre stai qua in zona per lavoro, per amore, per passione, oppure se vivi allá in giro per il mondo e qua se... Ma me lo contevi gli altri se vuoi. Te che da te Adriano? Tacca da me Adriano. Bene. Ti che lavoro sei che te hai fatto Adriano? E il lavoro ufficiale. Ufficiale, sì, ufficiale. Vado il macchinista ferroviere. Ho guidato anni per 30 anni, treni per 30 anni e dopo ho ricevuto la mia pensione. Al lato, però, siccome mio padre aveva una fagname, bottega di fare, no? Fagname, e ho sempre parallelamente fatto anche fagname. Quindi i lavori di fagnammeria, ma costruzione proprio del mobile? Sì, porte, finestre, mobili. Tutto quello che vedo in casa quasi roba sì, tua? Sì, questa sì è proprio mia. Vabbè. Però ecco il mio papà se lavorava erano artigiani io ero aiutante di bottega. Ti chiede il boccia praticamente. Esatto. Quello che una volta gli faceva fare di tutto, dal scoare al rassare, a dare il mordente a roba e... Sono scoperti. A forza. Sì. Sì, e era così si incarnava il lavoro, no? Era l'educazione di allora. Sì. Se faceva così, faceva tutti no? Sì, ovvio. Ecco. Non gli era cattivo tutto. No, io gli paga sì. Anche a te Mauro te fai botte. No. Niente. No. Io i gacciapai, infatti se vedi i risultati, a me non mi era mai dato. E ferroviere 30 anni, ma sì. scusa, Ma sì che ti sei lavorato a Morassuti, no? anche da Morassuti te che lavora? Sì! Nel principio, come Aspetta, spieghiamo una cosa che sei Morassuti, perché io lo so, ma è... Era uno dei più grandi negozi che vendeva ferramenta, orticelleria, casalinghi, arredo bagno e tutte le batterie lì. Dove sei che ieri tirà? In centro a via Gorizia, attacca al Pedrocchi. Ok. È storico che è bottega storica. Era. Sì. Sì. E sì, è uno dei luoghi di Padova che non c'è più, ma che ha segnato
una epoca lunghissima tra l'altro. Posso dire il ferroviere dica prima quello o no? Mi ero smentegato, adesso Dai, No. no, vedi cosa vuol dire avere le botte da piccolo. Ecco. Che ha i suoi effetti, effettivamente. E per quanti anni che hai fatto il garzone che ha? Io ho raggiunto la maggiore età lì e dopo 18 anni col concorso, perché ferrovia si può fare i concorsi a 14 anni, Certo. là sono andato a lavorare a 14 anni, ai 18 anni sono entrato nelle grandi ferrovie dello Stato. Lo strazio. Sì. Ma te pazienza alle anziani. questa se bella. E lì piano piano Col tempo. con il materiale ovviamente del dopoguerra e avanti pian piano siamo arrivati ai giorni nostri con tutti questi treni che sfrecciano e fa altro che Che ti ha fatto ora vedere treni a vapore? io ho A vapore. la licenza Per macchinista, da macchinista, sì, per sì, macchinista sì. macchina Sì, a sì, vapore. sì, sì, È il sì. conduttore Sì, conduttore di caldaia. Conduttore caldaia, Sì, bravo. sì, io ho fatto manovra a Mestre e facevamo gli ultimi treni merci su Calazzo. No, l'ultimo treno a vapore che ho visto sul ponte Vigo d'Arzare e che aveva i fumaioli che non era in sopra a caldaia, era del lato. Del lato era un tipo di locomotiva. Quella, ma era Sì. bellissima, io mi ricordo. Sì, faceva Fa conto, Che anno era? si parla di 50-55 anni quella fa. là, sì. Però le locomotive le vai sugli anni 70. E ora era più tardi. Sì. So che andavo a ripetizione da mia amica e andavo in bicicletta e ho visto sta locomotiva che mi veniva avanti il piano, stanno tufando, è bellissima proprio, bella. Sopra il ponte Ma bisognava sparare 40 quintali di carbone da Padova a Calazzo. E chi si che metteva a dare Il Baucotto. Il sottoscritto. Perché ero appena assunto, ero giovane, non avevo ancora Ma primo ascolta una macchinista. roba, ma magari tu hai fatto veramente il carbonaro? Sì, perché hanno levato le locomotive a vapore e hanno messo il diesel. Elettrodiesel? No. C'era non solo il diesel. Ma il Tipo il diesel Vacamore. non è Tipo. non era capace di riscaldare le vetture perché aveva ancora il riscaldamento a vapore. E ora gli intelligenti dei nostri ingegneri hanno preso un carro merci, gli caccia dentro una caldaia della locomotiva e lei fa il vapore che faceva la locomotiva prima Per scaldare e col vapore si scaldava tutte le carrozze, se no qui moriva Siderai. e ti praticamente ti toccava sparare il carbone da Padova a Calazzo tanto quanto e così non abbiamo risolto niente, era ancora questo Che carbone. anno chi era questi qua? 70. Ciao Ok. compare, ma dite che ti ha fatto il carbonaro. Tasi, vai a fare una carità. Non ne vado fiero, ma Perché insomma, corre vini fuori con ieri sera. tu capivo come? Eh. E ti andavi via sempre un giorno, tornavi l'altro perché dicevi non finisce più. E te in casa che toccava spogliarmi fuori, lasciare la roba fuori. È andato avanti poco perché poi si venivano fuori giustamente che erano le locomotive elettrodiesel che allora avevano una generatrice, faceva corrente e carrozze con il riscaldamento a vapore gli llegava in due ai slavi, a non so chi. E insomma era oggi un po' cambiare, bastava attaccare. Adesso è come una freccia rossa. Sì. Ah, beh, là. E ho capito mai c'è poi il Freccia Rossa. Sì, una volta sto Sì, anno. sì. Bellissimo. Bellissimo, vero? Bellissimo. È veramente emozionante. È uno che dice: so Dio viaggiare a più di 200 km a ora. Allora come avere sì, una freccia. Sì, come macchina sì. Bisogna dire sì. Dopo il fattore skei che tu capivo, perché la freccia si è fatta con 9 pezzi o 6 pezzi. E ora se l'è pieno ti ciapi un tot. Se che nel pieno è di più te che ti ciapi di più, perché siccome l'aereo i sedili è sempre quei. Sì. Però se ti distrisi come fai i giapponesi, no? E ti metti uno da cacchiato che sta più sedì, cioè ti ciapi di più. Allora va bene, i putei, signore come la mia, ma i lailoni come me, purtroppo fare 3-4 ore di freccia. Bisogna che tu il business e ti paghi No, il skate. il business, sì, lo so, ma non sta a pensare che là che sia sia meglio. che ti butti in letto, che ti darughi, no. Come no? Perché anche ai site adesso, che sei site Sì. di Cienzio, credo che te puoi lavorare. Prova ad andare.
Con c'è una volta su. Ma sta posso così permettermi tanto da certe qui ad robe. Esensio. Sono una volta a me, perché insomma, per un motivo che ho perso un treno e che tu va là perché non sono prenotabili. Picca così di anno c'è sto ponaro che è Il business. è scritto silenzio sui veri dappertutto. Ma non è vero. Non so vero niente. Vabbè, insomma. Beh, mi sono andato in seconda classe. Sì, Cioè, mi sono stato contentissimo, ma Sì, sì. ero anni che non andavo in treno, per qualità. sì, però 196 km all'ora è il massimo che abbiamo raggiunto. I display Ma che sono ti dice, andato fino a Santa Maria di Leuca, fino a Lecce, perché dopo Lecce. ma scusa, no, bisogna l'alta velocità da parte dell'Adriatico, Come? L'alta velocità da parte Ah, dell'Adriatico. mi non so, dai, via 196 km che ha fatto un tocco forse fin Bologna. Non dopo lo so. Bologna, ma va, giù. non c'è e abbiamo fatto 15 fermate. 15 fermate. Tanto. C'è quasi un locale con 15 fermate. Ma da là fino, Da, in fondo. fino a Lecce noi sei tante, sei Ciao, pochissime. Stavete da Roma a Napoli ti fai 320 No, io non sono mai là. Sì, fanno. E quindi i treni di adesso, super tecnologia. Ma Sì. che siamo arrivati a step, un fiati a volta, un passo dopo passo. Sì, beh, ma tecnologia. Ma 50 anni fa che era ancora qui con Niente. a caldaia. Niente, esatto. Cioè, mi pare. Sta storia che i carrozzoni che chiamavano una volta perché faceva solo debiti erano E ferrovie. sì, tutto Maia. gli ha messo in moto sta mentalità che doveva privatizzare, che si doveva privatizzare, e allora nessuno compra un carretton, un sacranon che non può andare avanti nessuno, e cioè si sveglia fuori, era linee nuove che ai miei tempi era il Toronto, viaggiavo ancora con gli 11 metri di rotaia, Toronto. So scavare la schiena, so che mestiere era perché il Toronto. Eh sì. Adesso Tiro London. quello là. Però adesso le rotaie sono saldate, le rotaie, se fai Sì, in modo sì. Certificare non, anche. Sì. non senti più niente, corri e basta. Il treno è molto confortevole, una volta che era delle carrozze che insomma Care bestiame. diciamo Più o meno. era ancora si di legno, Sì. ecco, che era la famosa terza classe. Allora, mica ho una curiosità. Quando andavo in treno da Boccia, che c'appavo che a volte dove il treno, che c'appavo quando ero piccolo, mi ricordo a carta igienica rosa o azzurra che te grattava il culo. Esatto. È come a Esatto. carta vetrata da Era 20. carta crespa, Sì, era ma carta perché? panetare puito? No, perché Sì, devono usarsi quello poca. sicuramente è grata. Perché Perché te ne devono usassi usarsi poca? poca. Perché te ne do pari poca così. La tia. Per sparagnare. Sì. Oppure era di una qualità scarsissima per chi faceva appalti, chi vendeva quello. A quei tempi là non era neanche i supermercati di carta igienica. Ah no? La carta igienica è nata ieri altro. È poco che se. Mi ho 54 anni, mi ricordo sempre da calcolo la carta igienica. Sì, ma Cioè. non è che in 80, no, una volta si tagliava il giornale a quadrati. Esatto, mi apriva il giornale, ma non lo dico che giornale che usavo. e a carta igienica è un prodotto del lusso, quindi tutto sommato che si diventa dopo di uso comune. Dopo, esatto. Ma esisteva già prima, Esisteva, forse sulle case di tutti, è sicuro. Siccome la luce, la corrente è dal 1800 e ultimi che c'è, ma che si chiama? Sì. Tutto là. Beh, era ancora il gasometro a Padova per fare illuminazione Il pubblica. gasometro di fondo, Vuol dire che illuminazione pubblica fatta a gas resistia fino agli anni 60. arrivavano i barconi di carbone per fare il gas. Sì. Come si Ti ha detto vita se solo il carbone, mi pare di aver capito all'inizio. Tutta a legare il carbone che sta idea. Cioè era l'unico combustibile che era economico. Te bruciavi stu a chi aveva stu e casa, Esatto. che aveva stu a carbone, e gli era meglio perché il carbone dura, ma il gas, la potenza calorifera 3 volte la legna. Sì. Era il tipo che ha fatto il pieno di carbone. Sta attento che non si piega la stua perché era tutta la notte. A Matonè il carbone ti dura. Ti garantiva. E dopo di giorno, quello era. Sì, carbone non vegetale, carbone No, fossile. Carbone, Coc. Coc. Veniva dal Belgio, veniva da che... Sì, mi ricordo casa che era in Matonè, ligare quelle strisce di acciaio. Ma quello veniva fatto con i scarti. Ah sì? E il carbone tocchi, era quello il vergine. Ma grattano, mucce segaure, Sì, mucce sì. polvere. La polvere non te la vendevi, e ora che in mente fanno una pressa.
E faceva Qua matonè. pressa viene fuori la matonea, Ah, ok. che è carbone, ma Compatto, Ti non ti- compatto. compatto, ti non ti puoi comprare il sacco di carbone tipo segaure e buttarlo dentro la tua perché Sì, sì. ti bruci, non si può usarlo. Ovvio. E passiamo ai anni recenti. Dopo, vabbè, se ne è in pensione 20 anni fa, ma fare il macchinista Sì. cosa vuol dire de preciso? Perché mi dico sempre, è il treno, gai rotaie, si guida da solo, non c'è niente Boh. bisogno. Sì. Nell'immaginario della No. persona comune, media, ignorante, come che posso essere me, è il treno va. Allora, Con te che strucca il bottone parte? intanto Sì. non si strucca nessun bottone. Non che sei Se bottone. gira una mano vera. Sì, Era come se gira sta Ah, mano. beh, pensa a Venezia che se stazione Tronco, no, si ferma Sì. lì. Parte un treno e la locomotiva verso terraferma. Mhm. Che se l'incarrozzamento, aspetti che si monta perché se parti con la gente che devi montare, Ti copi. bravo. C'è il conduttore, che non è il macchinista, che osserva quando tu ti montai, chiude lui le porte con un chaveseo, si chiudono le porte e il conduttore te guarda, ti dice il macchinista con la succa fuori dal finestrino, ti dà un segnale A fiscetto con una bandiera, con una bandiera. verde se sei verde e verde se sei verde, e tu però hai anche il segnale davanti che devi partire, che Ok. sei luminosi, no? Perché Sì. dopo correndo sulla tratta come corri d'occhio, no, che si segnali luminosi che io ti dice tutto quanto, che se, il rosso, che se il giallo, il rosso giallo, il rosso verde giallo, tutta una serie di segnalamento che ti fa dire cosa che devi fare, cioè che te parti e te vai 200 all'ora fin quando ti stufi, no, Che si è fermate a le fare. devi fermate a fare, le fermate sono segnalate da un segnalamento, avviso, Acustico. protezione e partenza, no, segnale. Ottico, Ah, sì, è ottico, visivo. ottico visivo. Ottico. Guardate qui, sì, un paio con una luce, Una luce, come un semaforo, paio, una luce. lo chiamarissimo semaforo. Una volta eravamo a scuola e uno che ha detto semaforo, che ha detto tutti voi che ti licenzia, Dimmi un'altra volta. no, dimmi un'altra volta, bravo. E questi sono segnali che ti a fare figura, Sì. i nostri istruttori. Anche a dire ti se rappresentasse la nostra ditta, parla Proprio, bene. esatto, dire Monae. Una volta partito il treno, tu devi perché è frenato, se no si Sì, muove, si muove. la gente si coppa, lo sfreni e te cominci con una vaniglia a darghe Gas. corrente, no Corrente. gas. Il gas, Dai, devi- gas nel senso dai che fai andare avanti. se pignate, ecco, No, il gas nel senso acceleratore. Sì. ecco, sì, è un sistema, che lo spiego perché sennò è una lezione di elettrotecnica qua, andiamo a parlare delle nostre robe, e gradualmente stai che fare i 5, 7, 15, 20, 30, 40, 50, 60, quello che sei è quello che la linea che si dei tabè scritte a Sì. quanto poteva correre, no? Che te avevi come due Con T, due T. che se 30, che se 60, che se 100, che se 150 e là devi andare a quella velocità, no? Manco e neanche più, perché sennò deve Se no fuori- derivi in ritardo, derivi massa presto. no, se te qui passa forte te venga fuori dai rotai. Ah beh sì. E se cai brai perché Dipende dai tratti. i tratti che fare che tenere certe E velocità. è tutto le ruote, la campanatura che ga stare in centro. Se qui passa forte, tacca sbaionare deve fare. E ciao. La stazione dove deve fare fermata e fare servizio al viaggiatore ti viene segnalata prima da un segnale di avviso, un chilometro dopo che ne è un altro che ti dice invece se ti puoi entrare su questa stazione, perché può darsi che sia. Un treno fermo che si Fermo, deve fermo. aspettare. Allora, a seconda dei colori che hai segnali, ti te capisci se te che è da entrare o da fermate prima e dopo. E te fermi nella stazione, apri tu le porte, e svola fuori tutta la boaria, va dentro tutto il resto che sei, quando si montati tutti, e sta attraversare la porta da segnare e E avanti sei avanti finché così te di stazione in finisci stazione. in Ghidria da Venezia Quindi via. è un lavoro comunque che bisogna tenere sotto attenzione a macchina che te sotto gli occhi e a strumentazione, ma anche al percorso perché dici uno il treno va da solo e si ferma, no, va via da solo, si capa. Nell'accelerare, nel portare nell'accelerazione, devi avere gli occhi che guarda avanti, che guarda gli strumenti, perché se ti acceleri massa scatta un automatico che Che ti riporta va a in terra boia. tutto perché siccome Sicurezza. la corrente te ne massa scatta salvavita, Salvi. se no si ciapa fondo. Ovvio. Ecco, e ora cos'è che non c'è niente a fare? E finché va tutto bene, va tutto bene. Eh sì.
se si verifica qualche guasto, ti te 15 minuti per poterlo riparare. Ok. Se non riesci a ripararlo in 15 minuti, devi chiamare chi viene a torte con il busso che ti tira via, perché sennò. Ok. E se all'interno del treno, ti fa chiudere sto quadretto, insomma, che se telefoni. No. Adesso che sì, telefonini, ma una volta che era la possibilità di comunicare dal treno se succedeva qualcosa, No, te devi scendere dal treno, no. andare su C'era ogni chilometro e mezzo che c'è un caviotto, un gabbiotto. ti apri, come il tempo di guerra, te che devi una girare a mano vea, a mano, per cui produceva corrente che serviva per chiamare il primo posto tutti che sei sta una stazione, e te che dicevi, te scrivevi. Quindi da 1,5 chilometri da una parte che altra, Ti che c'è smontavi, un andavi a telefono piedi, che sì, avvia sì. a Sì, manina sì, e fa sì, corrente sì, con sì, fio da sì. rame praticamente. Sì, sì. Quello che dopo I telefonini, i miei dai 2 anni prima che andassi in pensione, che bastava che mi dasse il telefonino e era risolto tutto. sì. Mentre parlavamo di telefonini, siccome non si sapeva compagnia, siccome Bisogna fare gli appalti, bisogna fare bisogna comprare 10 milioni. sì. Mica avevo un amico che lavorava in Sirti. Era una ditta che che fa- faceva sì, linee, impianti. delle sue linee della ferrovia, ma che impianti di cosa? De telefono, de A corrente? passa di chi fa dei figli così, che serve per la segnalazione di quei segnali da istituti collegati col filo elettrico, Sì. per cui che si fi per la segnalazione e che si fi di ritorno, che si fi che comanda adesso sulla rotaia che si dei boe, che il macchinista zappa una macchina, adesso si viaggia con una strumentazione così, Sì. non guardi più i segnali, No, è tutto perché computerizzato. e vengono inviati attraverso rotaia e ti recepisci con un bacucheo in genere, non corri neanche a trovare avanti. Computer. Ecco che a nebbia si sparia, ma una volta qui era nebbia e non era il bacucheo. E mi mettevi i petardi davanti al segnale perché io potessi capire che ti capavi di che paure, perché sì. ne metteva 3 ogni metro, ma ti correndo e facevi un sparo su. E aveva un modo che ti saltava a parare la cabina, cioè ti sbaucavi fuori, perché dovevano essere certi che ti accorgessi Del pericolo e del percorso. se ogni stazione che ti fermi ti è un botto così da qua a Bologna, quando che ne sai che sedesi con 7 botti così bisogna andarsi a fare l'elettrocardiogramma dopo, perché E se il petardo non funzionava? andate a ciapavi Ma chi metteva i petardi? io di uomini pagai apposta tutta la notte. Era come un orologio così. Questo era il petardo e a cinghietta era una linguetta di metallo tenero, no? Sì. Che abbracciava la rotaia. A rotaia. E per Uno- schiacciamento? E esatto, per schiacciamento. Che- Quindi zone dove che era Ma ascolta- nebbie principalmente. Padova, Bologna. A Padova Bologna era Ma ascolta, ma gente che abitava vicino sentiva i botti anche loro? petardi. Niente, la guerra era. Porca Una miseria, guerra. cavolo. Quando che era Questa nebbia? mese nuova davvero perché è una roba sua, no? No, Una roba no. non mi ha mai contato nessuno. Ma lo studiavamo a scuola, bene spiegare, faceva parte della segnalazione. Ok. Come ieri segnai giallo, rosso, verde, quello che era sta Qui segnalazione in sonori. caso di combinato strano, intendete, velocità a 30 all'ora se c'è la nebbia. Sì. È una roba del genere. Non potevano Guarda, ti diminuire. detto che un ferroviario non fa mai una madonna, ti dico la è così. I petardi, pensavo che i struccasse un telefonini, 40 quintali di carbone. Porta a casa stipendio. Maria Vergine, Sì. 20 No, anni chi che che si le- casa in che le letto sanno pensa in così, pensione, ma te chi che fa che cavo ora tutto giorno, queste tutto l'anno. macchine anche anziane, non diciamo fatto mai andava Ferroveggio no. llega cavai, no perché ne andava più e sarebbe ancora adesso da ria, ma come che era fatte probabilmente oltre a fare a schiena delle persone che era in cima e movimentava anche la sede ogni saltin così che era 80 tonnellate che faceva dum, 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 È complicato. adesso quei traversini di cemento gli creta gli prega e dopo ogni tanto ti passa a sentire e bisogna cambiare quelle del legno no, qui non si rompeva mai, Era era elastiche. elastiche. Sì. Dopo qui ha cambiato, Il famoso la sede, traversine perché non della si poteva- ferrovia. non si poteva più tagliare i boschi e a toccare a cavallo le macchine perché faceva danni. Che i traversine A andaria a smaltire in discarica come rifiuto speciale perché si impregnae de Quelle per Un molto milione tempo, per molto milioni di tempo- componenti chimici perché non si desfa mai.
e puoi durarti 100 anni e senza... Tanti che ha fatto i recinti con quella roba là. Sì, Ma noi ma abusivi. illegale, Gli assolutamente. Gli abusivi perché mi ti dà Sì. il permesso. Inquina. Ragazzi, beh, storia, mi piace sta roba, Bellissimo. che mi sono fatto un'idea... Se, la prossima volta che mi faccio la reincarnazione vado a fare il ferroviere. No, Sì, anche a me. io devo fare la madre badessa. Tutta un'altra roba. Però, i gusti è... Sì, sì, se gusti. Io mi piace fare i treni. Reincarnazione andare a fare il ferroviere. No, oggi tutte le locomotive hanno la stessa modalità di guida, cioè ti te pescoe e ti insegna, si chiama banco di manovra, Sì. uno, e ti te guidi tutte le locomotive. Qua Una volta- in Italia, diciamo Sì, così, sì, in no, Europa forse. ma anche in Europa, Sì, in Europa. proprio perché così puoi anche scambiare i macchinisti e te che pescoe di una roba solo. Sì, sì. Una volta Se standardizzato. ogni Ogni macchina macchina dovevi avere l'abilitazione per quella macchina ed era diversa, era una rogna. Fa fortuna che è unificata, dai, vabbè. E Tutto dopo, sommato. dopo dovevo andare via con la borsa, no come quello, che è zaino, i miei zaini, piena di libri Di istruzione. di istruzione, di riparazione, di ogni locomotiva. E a fine carriera mi tocca andarmi a operare qua perché mi sa che staccare e tirare E che qua spae. che tenia su, per dire adesso non te ne più bisogno perché No. ti ha due telefonini e che è tutto. Diciamo che è meglio così. Ah, È più facile. E i bocce adesso si sono avvantaggiati. Sì, ma mi puoi sono fare. dati che si mettono ancora adesso, io non ho vedo. Io Grazie. puoi stare a casa, avevo mandato a che paese. Adesso tacca io e danno. Sì, adesso che devo una voltata perché parliamo insieme con Mauro e abbiamo fatto una Grande. pausa caffè e pastina per Esatto. tirarsi su un attimo a pressione Esatto. invece di bere il DSI da graspa. E invece Mauro non ha fatto il ferroviere da quello che ho capito. No, Perché no, finché no. parlava Adriano, io nicchiava, annuiva, però che avrebbe questo tutto per il culo un fiatino perché diceva gli altri ferrovieri in realtà ci contare molto del Bayern, io mi fatto Sì, niente. appunto. sì. E invece te che lavorare sul serio. Bravo! Ecco, Bravo! Vito che ha capito subito. Sì, sì. Ho ancora da parlare e che ha capito tutto. Potrei già finire l'intervista qua con come la pacciolata, dare aria. che lavoro che ti ho fatto, Mauro? È dura, Quanti lavori che ti ho fatto? No, non ne ho fatti tanti, Ok. ma io ho fatto dei lavori contro voglia. Ok, lavorare si sa una fatica. Contro voi se ne andò. Contro voglia, sì. E bisognava che mettesse passione su un lavoro che non era il mio. E sta una roba difficile. Comunque ho avuto delle soddisfazioni anche facendo in questa situazione non consona, non favorevole. Però il mio lavoro non gli era neanche un lavoro, non lo so, era una passione, era una dote mia naturale che non resta sviluppata. E adesso che sono in pensione so devo svilupparla, ma mi costa fatica perché ormai il treno si passa. A proposito. E dopo E me amico di che non mi e aspettare. dopo cercherò Tomona. di chiarire un pochettino a cosa. Comunque mi sono là a scuola, dopo le superiori, sono là al Pietro Selvatico, Istituto Statale d'Arte Pietro Selvatico. E ho fatto i 5 anni, e inizialmente era solo 3, e resta i 5 anni in cui ho un ricordo bellissimo della mia vita. Veramente resta una roba stupenda. E allora, quando che mi sono al Pietro Selvatico, che era diverse sezioni, che era pittura, scultura, architettura, tessitura e oreficeria. Io ho scelto oreficeria proprio di botto, proprio non avevo avuto nessun dubbio. Mi interessava le cose piccole, minute, lavorate con precisione. E ho fatto oreficeria, ho trovato dei maestri stupendi, su cui dicevo prima anche il maestro Pavan, che era morto poveretto qua in luglio. Avevo un docente in gambissima che era il professor Mario Pinton. Ho avuto un altro docente che era Giampaolo Babetto. E ho ottenuto il titolo di studio che era maestro d'arte in oreficeria al terzo anno. Dopo il terzo anno, quando che ho acquisito questo titolo di studio, vi era la possibilità di fare 2 anni che parificava al liceo artistico
sempre nell'ambito dell'oreficeria a sbalzo e infatti della sezione metalli, e ho completato con buonissimi risultati, diciamo, e sono arrivato a ottenere la maturità d'arte applicata in sezione metalli oreficeria. E si poteva lavorare ben con il titolo di studio all'epoca. Dato le mie doti naturali e a predisposizione a sto tipo di attività qua, il maestro Pavan mi aveva già individuato per fare il docente, il maestro di laboratorio o il maestro di disegno professionale lì al Selvatico. Se non che a casa, purtroppo, dico purtroppo, mio papà si era messo in testa di fare una ditta, di tirare su un'impresa artigianale per la lavorazione dell'ottone. Il maestro Pavan mi aveva pungolato più di una volta, diceva: Mauro, vieni qua con avanti, cosa come. Mi purtroppo a quell'età là non ho avuto, e penso che non era nella mia indole, di rompere con la famiglia e non andare a fare il progetto, a sviluppare il progetto che ovviamente mi aveva papà. E quindi l'ho fatto a casa, in impresa familiare, e si sono messo a lavorare sì i metalli, ma il metallo che intendevo mi era nata, e il modo di lavorare il metallo che intendevo mi era un altro, e abbiamo fatto sta ditta che alla fine faceva letti di ottone. Dentro sta cosa qua era una cosa stretta per me, perché avevo altre visuali, avevo altre doti, avevo altre passioni, sempre nell'ambito artistico, però il lavoro era un lavoro artistico. Nonostante ciò ho avuto sviluppato sempre, ho tenuto buono la parte artistica facendo il presepio, perché il presepio è una passione che mi ha preso da 16 anni, che avevo 16 anni, e ho sempre portato avanti. Ma per il presepio, che c'era da chiarire a diverse cose, il presepio intanto non inteso come il solito presepio, se compra statuine, se fa il muschio e cose come. Sì, era anche quello, ma il mio intento era costruire le statue, quindi realizzarle da zero. Esatto, con arte. esatto. E ho sempre mantenuto quello, a me ha tenuto vivo il mio aspetto, indole artistica. Mi ricordo sempre Pavan, che è morto quest'anno a luglio, perciò mi trovava dopo 30-40 anni e vedevo che si ricordava di Mauro Marcato, e perciò vedevo con rimpianto quello che non ho come si dice, realizzato per stare con l'idea che aveva messo in piedi la papà. È stato un errore grosso, perché potevo sviluppare e cercare di realizzare quello che avevo come dote mia naturale, no? Però bisognava che te portassi i piedi veramente forte, sì, era solo una soluzione: dare in contrasto con casa e andare via da casa, cosa che assolutamente non avrei mai fatto. Ma che tempi era anche impossibile. Era difficile, sì. Era possibile, però bisognava che andassi via da casa. A me non era una roba per me. Quindi cosa c'è che ho fatto? Parliamo di altri tempi, veramente. Quando che avevo, il presepio resta una costante, e ancora adesso, e dopo ne parlerò magari più apertamente. Il presepio mi ha sempre tenuto impegnato, vivo, mi ha sempre stimolato a cose nuove, sempre in ambito artistico, perché il presepio ti impegna, oltre così come idea, è un piccolo compendio di pittura, scultura, scenografia e tante cose messe insieme, e come tutte le attività, non solo quelle artistiche, non ti hai mai finito di imparare, ti sei sempre a progredire, sempre a cercare di migliorarti, perciò sta proprio un qualcosa di mio personale, fatto in maniera da autodidatta, e adesso con risultati che ritengo che molto molto soddisfacenti. E in maniera autonoma ti puoi fare tutto quello che te vuoi, perché sei il direttore artistico di tutto il tuo presepio? Certo,
oltre che il realizzatore materiale delle Sì, opere. sì. Ma dopo spiego un pochino prima, dopo del presepio. Ritorno sull'attività che avevamo messo a conduzione familiare. Sì. Allora, purtroppo mi vedevo non realizzato, ma avevo durante l'anno il momento delle ferie in agosto, che si faceva un mese di ferie, in cui sviluppavo delle idee che avevo avuto durante l'anno. Allora, uso un termine mafioso, brutto, ma capisce. Durante l'anno mi facevo dei pizzini. Ed erano dei piccoli fogliettini di carta dove mi veniva in mente delle idee in cui io le schizzavo e serviva come promemoria nel momento in cui si andava in ferie. Allora avevo tutto il laboratorio a mia disposizione. Avevo in mente di oggetti, delle forme, qualcosa da realizzare, e certe volte con i materiali e con il macchinari che avevo a disposizione non era sufficienti, e mi costruivo gli strumenti per realizzare queste forme che avevo in mente. Ho fatto diversi concorsi in ambito artigianale con gli artigiani di Padova durante le fiere. Ho vinto 4-5 concorsi con oggetti che realizzavo appunto nel momento in cui ero tranquillo, tutti andava via, che avevo il laboratorio a disposizione, e lì spaziavo. E era proprio la realizzazione di quello che avevo studiato, che mi era stato insegnato al Pietro Selvatico. E era delle soddisfazioni che era anche retribuite, perché quando vincevo quei concorsi là avevo un ritorno anche economico, sempre in ambito della ditta, non individuale. E però mi gratificava, perché vedevo che quello che avevo in testa e quello che riuscivo a fare manualmente, e aveva un risultato più che ottimo. Quindi Capito? ti rappresentavi la tua ditta quando andavi a fare i Certo, concorsi? sì, Non te eri Mauro? Sì, no, ero Mauro Marcato della ditta. Ok. Capito? Ecco. Puoi dire il nome della ditta oppure no? Sì, non esiste più. Ok. MGM. MGM. Vabbè, Qua tra l'altro, apro una parentesi, qua all'Arcea proprio, dove che sei la zona del Ponte Vigo d'Arzere, che era a Saimp, come si chiamava? sì, Saimp, che faceva macchine, utensili, Esatto. macchine, frese, Sì. torni, eccetera. sì. Vi altri probabilmente in ditta che avevi macchine No, No? la nostra era una produzione artigianale. Ah, ok. Lavoravamo coi onge. i- Forse questo è anche uno degli errori. E dopo non era unità di intenti, che era mio papà che aveva un'idea, mio fratello che ne aveva un'altra, mia sorella che doveva stare zitta perché era femmina, perché a quel tempo là, Era così. senza cattiveria, No, era così. però la donna era messa in fianco. Noi altri eravamo in tre, ma tutti e tre che avevamo gli stessi diritti, per quello andava bene. Però da un punto di vista di produzione erano me e mio fratello, e che era un po', non era Fiat de Maretta. esatto. Allora mi stavo zitto, guardavo, stavo zitto, e non più di tanto cercavo di portare avanti in maniera eccellente quello che mi era. Però a parte organizzativa è sta una roba che a me non mi era mai piaciuta. Questa è una grande Mi lezione. volevo fare quello che mi piaceva a me, e senza che nessuno mi mettesse I bastoni fra le rode. sì, non bisogna, mi non ho mai avuto problemi, creare problemi, e purtroppo dopo le robe finché a un certo punto ho dovuto togliermi da là, e robe da un punto, il lottone non è più non sta più di moda, e l'è crollato proprio. E a quel punto là, quando ho visto che cominciava a essere problematica anche da un punto di vista economico, mica avevo una famiglia, cosa come, e mi sono tolto e sono da fare il fabbro. Quindi da un metallo No, il all'altro. ferroviere, montare insieme al treno, tu dove era comodo. No, questa è una battuta, anzi, capisco, è tutto un altro impegno. Però il fabbro era un lavoro pesante, c'erano i metalli, Mhm. perciò un qualcosa Un richiamo atavico. esatto.
E nonostante fosse un lavoro brutto, pesante, col carbon, tutto quanto, anche tipo là, carbon. certo, a forza, sì. Carbon, Quando che era ora di fare parti artistiche, Mauro sapeva farle. saltava fuori automaticamente senza tanti sforzi. Si esprimeva. Bravo. E là te dei soddisfazioni. Certo, però questa soddisfazione non te vi. Bisogna No. che sia soddisfazione, che sia Retribuire. certo, capito? Certo. E mi non dovevo. Go trovare un ambiente che non mi metteva a mio agio. Non era ostile, ma non ti era Go dovevo subire. Anche. Go dovevo subire. Sono sta zitto anche perché avevo una famiglia, devo portare avanti. E appagnato in tono, Finché a un certo punto go subio una decina di anni dopo mi sono un po' ribellato, ho cominciato a puntare i piedi, dopo fa fortuna se arriva a pensione, sono andato in pensione tutto quanto. Mi go cercare sempre e anche adesso insomma di non creare problemi col socio. Siamo andati che aveva una visione sbagliata perché dovevamo curare di più la parte artistica e io purtroppo avevo altre viste, penso che aveva avuto dei problemi, delle paura, pensava che volesse sopraffarlo, che ne so, mi fatto sta I cambiamenti non sono per tutti. e dopo il ferro battuto se andai Anche quello. anche a quello, mi sono trovato dalla padella alla brace. Comunque in qualche maniera sono andato in pensione e in pensione sono andato e ho portato avanti adesso che sono in pensione quello che non è un lavoro ma che resta il mio stimolo grandissimo da un punto di vista artistico, che sta il presepio. Ecco. Parlami di questo presepio che te accenna molto. Allora il presepio Nella tua vita nasce anche con Gnape qua Adriano. Gnape l'amico Sopranome Snappe. Gnape, perché ho messo suo fratello nome è Gnape. Comunque Gnape e ora Guillermo me, Adriano e mio cugino, tutti e tre con passione del presepio. E ora Mauro inizialmente faceva il presepio a casa perché il presepio mi aveva inculcato in testa mia mamma, però fino a 16 anni mi faceva il presepio mia mamma, mi stavo fermo da Dio anche da bambino piccolo e guardavo quello che faceva mia mamma. Quando aveva finito mi spostavo estate, che mi aveva detto a me non mi ricordo neanche, spostavo estate, facevo dei cambiamenti e mia mamma diceva mi faceva anche giusti, perciò l'avevo vista anche da quando ero piccolino. Quando ero stato a 16 anni gocciapà e mi ero messo a farlo da solo perché mi ha fatto un piccolo intervento chirurgico e ho fatto 15 giorni di convalescenza e ero a scuola selvatico anche tra l'altro e ho fatto un presepietto su un angolo In ospedale? no a casa A casa. e ho partecipato al concorso qua in parrocchia come che io avevo fatto in maniera con statue che mi aveva comprato mia mamma, che era bellissime tra l'altro, erano molto belle e in cartapesta ma fatte veramente bene. Non in gesso, cartapesta. No, in cartapesta, era costose anche. E ho fatto sto presepio piccolino e ho visto che tutti stupiti in parrocchia e dico madonna che presepio che ti hai fatto, e tu devi andare al concorso diocesano, non so neanche che fosse il concorso diocesano. L'anno dopo sono andato al corso diocesano, ho vinto qui in parrocchia quello diocesano e sono andato avanti con questo ritmo qua. Intanto loro, Gnape e mio cugino, Adriano e mio cugino, facevano il presepio in chiesa e facevano dai Mauro vieni con avanti, facciamo il presepio in chiesa, finché mi sono deciso dopo il concorso diocesano diventa scadente come organizzazione e mi sono unito e abbiamo fatto il gruppo da 3 e abbiamo fatto in chiesa. In che chiesa? Qua. Sacro Cuore. E allora cosa succede? Fermo il presepio, è il primo anno che avevamo delle statue che era qua della chiesa, cosa come, e mi ha 18 anni. Tutte scappare. Tutte 18 anni però mi ero messo Gesso. e ho fatto le statue per il presepio da 52 centimetri mi pare che fosse. Però. 50. Sì. E ho fatto testa, mani e piedi scolpite in legno, mai scolpito in legno, in Cirmolo della Val Gardena. Però. E a testa, mani e piedi su un telaio di ferro imbottito con carta pressata e vestiti di stoffa. E se venuto fuori non una roba, insomma, sì, può andare. No, è venuto fuori una roba valida, infatti l'ho venduto una decina di anni fa
perciò era fatte bene, non era fatte malamente. Soltanto che scolpendo il legno, ho capito che è una procedura difficile, dove che vuoi esperienza, e mi facevo per esempio, dovevo fare una roba che fosse abbastanza veloce, e da là ho cominciato a fare gli animali in DAS, quello che usi i ragazzi a scuola, Esatto. a terra e creta sintetica. E bisogna fuori dei risultati più che buoni, eccellenti. E là pian pianino ho cominciato a evolvermi come scultore, virgolettato, scultori quelli che fa legno e quelli che fa pietra, secondo me, marmo. E comunque ho modellato, ho cominciato a prendere, a fare un'esperienza per modellare la creta, e ho cominciato a fare statue anche di una certa entità. E dopo mi sono sposato, mi sono trasferito a Curtarolo. A Curtarolo ho visto un presepio che ho fatto, mi sono andato a Sant'Anna Morosina con un gruppo di Sant'Anna Morosina, e ho fatto 8 anni di presepio a Sant'Anna Morosina con dei risultati veramente buoni. E dopo il prete a quel punto là in qualche maniera ha fatto in maniera che va via, non vi dico perché stiamo stare. Sono andato a Curtarolo, e a Curtarolo ho trovato un gruppo meraviglioso, e abbiamo fatto un presepio a Coso, come si chiama? A Pieve, di grande rilevanza. Presepio alla fine, l'ultimo anno, perché dopo il prete che mi ha mandato via, che mi ha messo in condizione di andare via a Sant'Anna Morosina, le veniva a Curtarolo. E là mi ha toccato andare via del tutto. Da nuovo. Proprio come si dice, il grande presepio di Pieve di Curtarolo, conosciuto anche all'estero in Spagna, sta costretto a chiudere i battenti, che tutto sommato sta anche un bene, perché se no restavo là e restavo chiuso. E invece cosa è successo dopo? Sì, quello che mi ha costretto ad andare via, e mi sono aperto, e adesso non stai a avere paura di cambiamenti, vuol dire, e robe non capita per sbaglio. No, ma il presepio ho sempre inteso presepio da costruire da settembre fino a dicembre, capito? Un periodo lungo? Esatto, ma non tutto l'anno. Tutto Invece sommato. adesso mi sono costretto anche a lavorare tutto l'anno, perché a parte che sono richiesto, ma quando che faccio il presepio non faccio una cosa banale. Certo, quando che faccio il presepio parto intanto con l'idea che è una rappresentazione sacra, e la sacralità che ha da essere. Quindi deve trasparire questo certo, aspetto. ma c'è sicuramente che faccio sempre dei didascalie che spiega tutto quanto quello che è il presepio, ma è sempre inerente, e a figura di Cristo è centrale. Ok. È la statua più piccola, ma è prima che mi faccio, perché è come buttare il sasso dentro lo stagno. Ti te fai il punto, no, dove che casca il sasso, e dei cerchi concentrici che si allarga, e mi lavoro proprio in quei termini là. Prima faccio il Gesù bambino, il Cristo, e dopo che faccio tutto quello che va attorno, che ruota, fino in fondo, statue, scenografia, e alla fine tutto questo lavoro viene spiegato con una didascalia che inserisco dentro degli elementi, dei simboli vecchi e anche della prima cristianità, legati a quello che è adesso il periodo attuale, con dei agganci biblici evangelici, e perciò è molto interessante. Ho fatto un presepio al santo, per il santo per il 2000, per esempio il 2023 resta gli 800 anni della rappresentazione francescana a Greccio del 1223, e ho fatto un presepio che le sta presentato appositamente fatto per il santo nel 2023, e lei sta preso in diverse occasioni per a fotografia della natività, le sta presa come logo. Nel 2024 ad Assisi, Basilica inferiore ad Assisi, le sta presentando durante il congresso dell'AIA, per Associazione Italiana Amici del Presepio,
e la fotografia del mio logo sta presa come immagine per il congresso. Ufficiale. Adesso viene ripresa un'altra volta per il congresso, no, per il congresso, per la tessera, ogni anno che la tessera dei soci, no? E se rappresentava un presepio, no? E quest'anno pare che l'anno prossimo, anzi scusa, venga ripresa come logo anche quello. Ma basta andare su Facebook, se vede, o no, su internet, se vede presepi francescani, viene fuori 2 dei miei presepi francescani. Ma qua a Padova, scusami, ma no, Padova provincia, Padova città. Ok, se farà il presepio in Basilica del Santo. Sì, allora, mi ho sempre lavorato insieme con Nicolò Celegato, che è un ragazzo giovane che ha una passione straordinaria per il presepio ed è un scenografo abilissimo, ma lei è soprattutto uno bravo a organizzare. E ogni anno, ormai da una decina di anni quasi, che organizza una mostra di presepi a Padova, a Palazzo Moroni. E perciò mi ho lavorato con lui e che mi facevo le statue e facevo il progetto del presepio e lui realizzava la scenografia. È molto abile, è un scenografo in gambissima, e perciò l'anno prossimo, addirittura nel 2026, che è il congresso che viene fatto qua a Padova, Piazzola sul Brenta e Marca Trevigiana, ecco. Perciò se l'anno prossimo purtroppo il congresso si è aperto ai congressisti, non al pubblico, ma dopo a Natale 2026 sicuramente si potrà farlo. Gli altri cominciai a lavorare adesso, Pallovia 26. No, amico, cominciare è da gennaio che lavoro. Pallovia 26. Sì, no, comincerei anche a essere stufo, perché no, se si stufa mai di certe robe. Sì, però voglio fare quello che dico me. Voglio fare quello che dico me, no quello che mi ordinano gli altri. Perché benissimo. So oberato dai altri che mi dicono fammi questo, fammi quello. E ora sì, prendo anche dei soldi, per carità. Però quando che si è ora di consegnarli, anche se ben che so che prendo i soldi, mi fa sempre peccato vendere. Perché quando te che vendi una statua, non te che più a statua, te che spendi i soldi, non te che più i soldi neanche a statua. Perché so, è una roba che proprio mi proprio... puoi avere mogliere imbriache. Infatti vorrei fare solo che dico mi, capito? Perché insomma in qualche maniera i miei soldi della pensione sono pochi, ma mi basta. E perciò, ma dopo mi dispiace anche perché... Dice come vendere un fiore, non so mai. No, esatto, non ti puoi venderlo, capito? Stessa roba. Siccome Geppetto col burattino, ti dispiace. E allora questo coso qua, ecco, ritorniamo al discorso di prima. Mi sono stato costretto a venire via da quel gruppo meraviglioso di persone presepisti che avevo a Curtarolo, e mi si è aperto tutte queste strade qua. Adesso vedo che sono arrivato a un punto che le cose che faccio sono più che valide, perché anche quando chi ha fatto il congresso 3 anni fa a Siviglia, te guardavi su internet congresso internazionale del presepio, la prima fotografia che veniva fuori era il presepio che ho fatto, Greccio 1223, sempre con la scenografia di Nicolò Celegato. Ma ascolta, ma prima te che nomina Adriano e il cugino, te che hai da una man a fare porca qualcosa? Miseria, si mi dà una man, No, altro che sentiamo Adriano, perché sempre in ambito parrocchiale. qua, solo qua, dopo il Quando percorso, lui si è trasferito, perché da stare per fa di lui, è all'estero qua. basta, qua si è tagliato tutto quanto. Come andare all'estero? No, non era all'estero. Nel senso Diventa più rognoso, avanti, indietro, destra, sì, sinistra. certo, E dopo un'altra cosa, eravamo ragazzi, come si è? Dopo un anno, 2 o 3, quasi, diventa vecchi, i giovani scalpitati. E ora sta giusto tirarsi in parte, che giustamente che altri vanno avanti a modo suo. e avanti si era impiantato. Importa, No, bisognava lavorare assieme. E invece non abbiamo potuto lavorare assieme, perché amico sono andato via di qua e ora ho avuto altri cosi, e i giovani che sono venuti su si erano trovati, ho fatto un anno o 2, poi si era piantato. Invece bisognava aver fatto lavorare assieme
un accompagnamento, ma presi per mano e chi capisse tutto quanto, invece l'università che ha possibilità, perciò la roba si andrà un po'. Dopo bisogna dipendere dalle persone, perché si ha tanta passione, gli supera anche queste situazioni qua. Sì. Invece la passione era quello che era, insomma, capito? Certo, Di vedere- a volte si complica più trasmettere robe a uno che non ha Bravo. nessuna passione che Bravo, dire una monada minima Bravo. a uno che ha una grande passione, bravissimo. ma da quello sviluppa tantissimo. Bravissimo. E Esatto. fa tutto quanto a tua volontà e a tua voglia di metterti in gioco. Esatto. La differenza è solo quello. Questo sta esattamente quello che è successo. E purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di seguirli un poco, fare trasmettere quello che è la nostra esperienza, cosa come, la roba pian pianino si andava a scemare, capito? Però abbiamo ottenuto dei risultati ottimi. E infatti il primo gruppo che sono andati insieme resta loro eravamo in 3. Dopo a Sant'Anna Morosina sono riuscito a tirare avanti 8 anni, ma anche là te trovavi che non era gente appassionata, proprio che ne era 3 o 4 di appassionati, non di più. Quando sono andato a Curtarolo eravamo in 6 e era una roba stupenda, e mi sono trovato nella stessa situazione quando eravamo in 3. Là eravamo in 6, tutti quanti con un obiettivo e tutti quanti con delle belle competenze, e si è venuto fuori delle robe stupende. L'ultima visita che è stata fatta, per esempio, di Pieve di Curtarolo tramite l'associazione Amici del Presepio di Roma, mi ha segnalato una comitiva da Barcellona, gli sta stupefatti a vedere una roba del genere. E io era venuto in Italia per visitare i presepi migliori, che ne era in Lombardia, che ne era in Veneto, che ne era in Lazio. Mi ricordo quando chi arrivai, questo signore che non si aspettava, perché Paesetti piccoli. apro una parentesi, il presepio di Curtarolo che aveva una didascalia che per leggerla ti impiegavi 20 minuti, mezz'ora, con tutta una serie di spiegazioni di simboli, di situazioni, che, per esempio che era tre papi, che era un pastore che era impersonificato da una statua di Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I e Francesco, Papa Francesco. Sì. Era una roba, e tutti che avevano, dico, i 3 simboli principali, ma che era una serie di simboli, che tutti gli animali, che era il pettirosso, che era il gallo, che era il pavone, che era il pellicano, e tutti hanno un significato inerente alla cristianità e i simboli primordiali antichi della cristianità. La prima cristianità. Pensa che era il parroco che era anche morto. Quando che ha visto il pavone non sapeva neanche il significato che aveva il pavone. E che significato ha il pavone? Dell'immortalità. L'immortalità dell'anima. Posso domandare che è il pellicano a sto punto. Il pellicano è invece il simbolo di Cristo per eccellenza, in quanto nel Medioevo gli era sta osservare e aveva un atteggiamento all'imbeccata che ha tratto in inganno chi che osservava. In effetti, quando che arriva qua sacca piena di pesci, l'apre a sacca, arriva i piccoli tutti concitati, tutti quanti vogliono mangiare il pesce, no? E all'interno del pesce è sporco di sangue, e la madre pellicano fa un movimento vicino al petto, sembra che si ferisca il petto tutto sporco di sangue per nutrire i figli col suo sangue. Da quella osservazione errata l'ha mantenuto come simbolo di Cristo che si fa cibo per i suoi figli e offre il suo sangue. Beh, benissimo. Sì, Complimenti. ma no, non so mica sta No, roba. nel senso, per l'uso la della ripresa, simbologia. certo. Veramente stupefacente, e Sì, saperlo sì. anche dopo l'esercito nella didascalia probabilmente sia Esatto. ancora più bello. Mi ricordo, per fare, dopo chiudo un attimo perché sennò io che avevo un libro di commenti sul presepio, mi resta impresso, che ho ancora tra l'altro. Come si intitola? Ti ricordi tu? Cosa? È il libro? No, non è un libro. Ah, ok, un libro. Ho un'agenda Ah, ok. dove che la gente lasciava dei commenti. Che era un commento di una signora che me sta impresso, sta bellissimo. E ora scrive: complimenti, il vostro presepio è molto bello. Se capito con la didascalia è meraviglioso. Infatti, per leggere tutta la didascalia ti impiegavi una ventina di minuti, un quarto d'ora, capito?
Però quei che si fermava a leggere la didascalia, gli aveva una visione completa di quello che avevano su fare gli autori e capiva anche che non era una cosa buttata là, era una cosa con sentimento, fatta con passione, che aveva un fine, era ecumenismo, era messaggio. catechesi, capito? Come che dovrebbe essere veramente il presepio. Che c'è tanta roba dentro. Esatto. E adesso invece i presepisti, purtroppo, che mi vedo, mi sono iscritto anche a me chiaramente all'AIAP, i gara ha tendenza di fare la scenografia, e quando chi ha fatto la scenografia chi ha fatto il presepio. No, il presepio non è scenografia. Allora, il presepio è dare il significato e raccontare, far rivivere quello che sta alla nascita di Cristo. La scenografia, se fatta bene, è un completamento di quello che è la scena della natività, se no è una cosa arida. Beh, mi piace la parola arido. Sterile, capito? Ma alla fine succede cosa? Che lo spettatore arriva davanti al presepio finito in maniera eccellente. Per esempio Nicolò Cellegato, se vedi i lavori che fa, è una roba strabiliante, perché fai fotografie e sembra che tutti quanti muri, finestre, cose siano cose vere, fatte in una maniera stupenda. Ma succede che se ti non te dai un significato a quello che è la scena principale, la gente si ferma e invece di guardare cose dice: ma guarda come si fa i copi, guarda i muri, guarda che roba. Dove è Gesù bambino? E succede che perdi centralità e fallisci come lavoro, perché praticamente è come fare come si dice, un tema di italiano, divagando. No, ti offre con una forma bellissima, te vai fuori tema e te ciappi 5. Che altro fa un po' sgrammaticato, un po', ma riesce a raccontare quello che è il tema veramente, e ciappa 6 e te frega, capito? Sì. È lo stesso che cose là. Però tutti i corsi che fa, ho visto, mi fa dei corsi per scenografi di presepi, ma non per presepisti. E ora amico, ho cercato di dirgli una volta, ma dopo se te continui a insistere te fai figura di quello saccente, e perciò amico, lo dico una volta, dopo si vuoi capire e capisce, se no come dai che il zucchero è il muso, se sprechi il zucchero e il muso resta muso. Invece io sapeva meglio, la vaga testa al muso, te sprechi tempo, acqua e sale. Bravo, stessa roba. Grazie, complimenti per questa attività. Facciamo una piccola rubrica per dopo salutarsi, e vi ringrazio di aver partecipato a questo podcast che ricordo si chiama Dare Aria, perché mi piace dare aria a bocca, è una delle nostre passioni principali, ciaccoiare, fare battute, tosse in giro, che robe belle che fa parte del sugo della vita. E la rubrica si chiama Quante parole conosci tu? Ora mi dico una parola e voi altri cercate di tradurla, perché sicuramente le conosci. La prima parola è bassa cuna. Chi si sa? Mamma mia. Boh, cosa è a bassa cuna? È una bilancia. Ma è una bilancia particolare però. È una bilancia grande. Ok. È fatta con Da terra. una lastra. Se vede mioto, Era bassa cuna. era lunaro, con un era bassa telaio. cuna. Sì, era per modo di dire, no? E che c'è come tastiera a letto dove c'è la bascula. Esatto. E dite che il peso grande e il peso piccolo. Il grande è poi chi o quintai. O No, ma quello che traduci la lettera bassa cuna. è un sistema Una di pesatura. E a cuna cosa è a cuna? A culla. Bassa. Una culla bassa. Bassa. Esatto. È una bascula quindi, in italiano. Capito? Oh, questa è facile. Formaiea. La forma è del formaio. è una cacciottina piccola. Molto bene. Cacciottina piccola. Piccola cacciotta. Terza parola. Ruinarsi o rovinarsi. Ai, ma io ruinassi qua. Cosa ruinarsi? Rovinacci. In italiano. In italiano. Bisogna tradurlo in italiano. Rovinarsi. Attenzione. Non rovinarci non Lo in so- italiano. Non so se esiste. Rovinacci. Scarti di parti Rovine. di dai. muratura. Rovine de macerie. Macerie che va molto più vicini, sì. Vabbè, Calcinacci. rovine, macerie. Calcinacci, bravo, rovinacci. Scarti delle cose brutte, calcinacci. Esatto. Rovinacci. Oh, varie traduzioni. Mi dico la parola, vi altri mi dici quella che vuoi. Tagliarea.
Tagliatelle. Una è questa, E che ne fatto- conosco altre. La tagliatelle. E- Brava, sì. grappa anche. Una grappa, è Sì. un mix di due robe, di due alcolici, diciamo così, se fare pubblicità. Grappa, china e un'altra cosa. Te puoi mettere che cosa vuoi, se due robe messe insieme, Sì, di solito grappa e alcoliche, china, di una solito. tagliadea. E se Tagliadea. no anche cosa? Te che pagare la tagliadea, che non ho mai sentito. Cambiare. Bravo. Tipo sì, cambiai per te. E cambiare. Vedi quante parole che ti puoi tradurre la parola tagliadea. Cambiare, sì. Un'altra parola che non si usa quasi più è da seno. Da seno. Dici tu da mai sentia? Vuol dire ma questa no, non l'ho mai Padova no. con sentita. senno e ponderatezza. Che non sia Sì, un vuol dire sul baucodo. serio. Esatto, che non dite dire una menata. Una No, monada. amico, ho sentito da Semo. E a proposito, la prossima parola è sempio. Carlasco. Cosa sei in italiano? È un sempio. Un ebete. Sì, ebete sì. Ebettismo. È uno che si è limitato. No, ma anche uno leggero, uno sempio, proprio che sempio che sì. Nel senso che Non te che arrivi. te che arrivi proprio, ma anche banale, sempio. Sì, che siamo. Lo che mi inquadrato. Sì, sì. E la parola sbattocciare. Lo faccio fare. Cioè, No, in so, italiano. lo so. Bisogna tradurre in In italiano. italiano, sbattocciare. Scuotere. Bravo, scuotere è la parola Scuotere. perfetta. Scuotere. Scuotere. Sbattocciare. Dai, io avanti. Ecco, non è mai. Scalcagnoso. Cosa sei? Scalcagnoso. Rude. Un termine Rude. che mi non ho mai usato. Sì. È anche un oggetto a volte scalcagnoso, oltre che una persona scalcagnosa. Era deriva dalla parola scalcagno. Fa sì. forza. Tutto Però rosega attorno un con lei. termine che non come no, ma Rovinare. Non rovinare, Eh, ma anche, Che non sì, si può più usare. anche Che si sta a usare mai, quindi sì, in maniera scalcagnosa. si scalcagno uno che rovina le robe. Anche, bravo. Quindi è a radice della parola sì, rovinare, diciamo così, come idea. rovinarsi. Come i rovinassi, tra l'altro, è anche interiore del poiastro. Che se e i rovinassi su i colli, diciamo, è a pasta con i rovinassi, è a pasta asciutta con l'interiore del poiastro. Mi Frattaglie, brava, comunque, frattaglie. mi comunque de rovinarsi con un altro termine, ma non posso dirlo perché è compromettente. È una tasi. Mi vorrei sentirlo però. Mi vorrei sentirlo però. No, ormai no. Non si può. No, non si può. Dopo ti fa fare più il presepio. No, No. è È intravista. è non un lo dico. termine che viene usato per un tipo di persone e che è denigratorio e anche se podría essere anche offensivo. Offensivo, Però non usiamo. mi ricordo che si usa. Qua abbiamo una parola che si può, scambiando l'accento, fare diventare due parole, una e un'altra anche. La prima è cavare. Togliere. E cavare e capre. Bravo. E qua, vedi. Se vuoi che ne fermo ancora, se no mi fermo qua. No, Ne fermo dai, ancora. fagane un'altra, te ne faccio una a me. Va bene, Ciapa. dai. E la prossima è ciccionare. Ciccionare, cicischiare, sì. Cicischiare. Esatto. Ma se può andare meglio, Vediamo. No, perdere tempo con Sì, bravo. un'azione poco Senza risultati. senza risultati. Esatto. Si dio ciccionare, si dio perdere tempo e non ti si dio ottenere niente. Esatto. Che poi non c'è neanche una traduzione di un verbo del genere. No. L'italiano che ha parole come le nostre. Non che Esatto. Che ne faccio un'altra e dopo basta. No, dopo te ne faccio una a me. Sì, dai. sì. Mi aspetto il quiz anche a me. Questa cosa è difficile perché è un po' più veneziana. Se buganse. Non te caccia per freddo! Non te caccia per freddo! I geloni! Geloni. Bravissimi. Pensavo che fregavi, invece No, è no, conosciuto. In casa dell'Adri non si roba. No, Va se bene, dopo- adesso vi dico i mia, buganse non si adopera come vi- parole ormai non adopera. vi No. dico mia parola che Mia sarà madre che difficile. ha sempre doparà, per cui... Perché una volta Alfredo si E partiva ciò, molto di più. sì. Sì. Vi dico, vi chiedo cosa che è e a birra sangue. E Somi! Anche a mia so. Infatti, ma Vediamo se siete lo disegni esposti, insieme. Lucertola! siete esposti di qualche chilometro birra sangue. Sì, Cos'è birra è vero. sangue? Birra infatti, sangue. vedi, È all'Imena un modo di chiamarla perché ne ha tanti modi di Sangue. chiamare Luserto. Luserto è anche dall'italiano quasi. bisa orboa. Bisa orboa. Bisa orboa. Che poi che somiglia Bira sangue, bisa orboa. Ma non è so. proprio
No, adesso vediamo. Nadra. Vediamo. Sì, Nadra. Quando che più che altro Boia, parla. È tegato qua il cappello. deve stare attento a toccare il cappello alla moglie non è che presto nessuno. E ora, cosa vuoi dire me? Quando che Piccio Sea che aveva il cavallo, Sì. Ah, sì. Picciosea. quando che aveva da fermarlo che diceva "Au", Sì. quando che aveva farlo andare avanti cosa diceva? Ie. E cosa vuol dire? Va avanti. Seria ite. Ite In come dal latino. Ite. I. I. Vai, avanti. I. E dopo un termine che non so. Ah, Piccio Sea se vai latingo. I. Oh, capito? Piccio Sea, Piccio 100 Sea. anni fa. Ma Sì. sì. È un personaggio realmente Sì, il che aveva, era carettiere, no? Picciosea. E ora andava sul bar qua da Pasquina, no? E ligava il cavallo sulla ringhiera, l'inferiata, Sulla Siesa. sulla Siesa di casa sua. Siesa. Dove che aveva la bottega, tra l'altro. E ora il cavallo, no? Non so se hai mai visto il cavallo con la zampa da drio e appunta in terra e mette così. Sì, a riposo. Allora, così. Ecco. E ora si arriva niente suo fratello e tutti quanti dicono ma il cavallo, ma cos'è che mette il soco così? E ora uno che comincia a dire perché è freddo? Mica freddo i socoli. E il dottore non si c'è acqua del buio, gli ha buttato sulle gambe del cavallo Cosa? e il cavallo è partito che spaccava fuori tutto. Pensando che avesse freddo i socoli. Ma dai. No, I eravamo. fratelli Silvestri era una roba Comunque- era come un'università qua. Sì. Piccio Sea che aveva sto cavallo che gli era grande come un elefante Ma era una ed era bestione. il camionista della zona. E portava merci. Porta 1 metro di sabbia. Cimento, roanassi, che era con sto cacco, queste dorode grande. Io non so perché che quando gli diceva un motore che ha 35-40 cavalli, mi pensavo sempre ai cavalli di Piccio Sea. Ma che adesso il motore lì, butta fuori una casa, 40 cavalli. Come quelli di Picciosea. Dio, ma il butta sulla accesa con tirone. 40 La cavalli. pubblicità buono. chi fa vedere adesso che Tosa va a comprare il cavallo 140 cavalli, ma sta macchina qua va pieno che fa. Mai vista la pubblicità là? Eccola, vai, dai. Ecco, Bello, poveretto bello, Piccio. Era un personaggio perché tutti avevano bisogno di lui. Di che tempi stiamo di parlare? 50, 60, 60 70 anni fa, 70, 60, 70. Anni 60 e quindi 60 anni fa. 60 anni fa. Ovviamente. Anche di più mi dico perché non avevo No, ma ti ricordi quando che facevamo il carnevale qua? Fammi cari Sì, mascherati, cari mascherati. 4. Ecco. Piccio Sea, questo cavallo sovrano sempre, e metteva la figlia, poveretta, con queste gambette verdi, vestita da indiana, sì, con chi pinete chi comprava, Dei gaine. E io, sì, e avevo veniva a fare il giro e io era su maschera. Però quello veniva fuori c'è confusione. Il cavallo Facevo un freddo. carnevale, oggi non c'è più niente. Adesso in piena strada del Coriando, i butta magari. Ve ne dico un'altra dopo Basta. esaurisco. E ora Arriva a è dire un parole. termine, è un termine che qua al Sacro Cuore, in zona nostra, e veniva usato poco. Comunque mi aveva detto Mesio che abitava per esempio a zona Ronchi. E il caegaro, cosa sia? Il caegaro. Sì. Calzolaio. Sapete perché? Calegher in veneziano. Ma deriva da caliga, latino, e era la scarpa dei I soldati. soldati romani, Esatto. capito? Il Caliga. sandalo del soldato. Esatto, il caliga. E Mesio era Calgaro. Calgaro. No, mi avevo detto, adesso mi ricordo meglio, un mio amico che abita a Padova e diceva il Caegaro. Perciò e mi sono Caegaro, sono a vedere e deriva da Caliga, che è il sandalo del legionario romano, capito? Che dopo gli era un sandalo, una calzatura molto sofisticata, perché aveva tutti i chiodi di ferro sotto per Resistere? Esatto, per resistere. Hanno consumato. E dopo quando chi marciava, tron,
troppo. Ma era terrore. un fatto psicologico anche, Certo. capito? Perciò a Caliga romana era una calzatura molto complessa. E perciò dico, io non so scientificamente provato, non è scientificamente provato. E il Caegaro era uno che aveva una pertinenza, che aveva Con l'esercito. e che aveva conoscenza, esperienza e faceva e scarpe, era il Caegaro, porta e scarpe del Caegaro. Esatto. Sì. E qua nei altri che aveva, i tempi diciamo, andati che aveva e soccoe che gli era chiodate sotto Sì, e, sì. lì- E brocche. e brocche e diceva batti brocche, vuol dire che quando che te camminavi te sentivi Sì, il rumore della rumore, brocca sotto la esatto. scarpa Che sotto dopo, è a il che socco tempo del- è? Anche come basso per caire via. e ancora E sgalmare, esatto. Le famose sgalmare, Che ancora? scarpe di legno chiodate sotto, che te vai in Olanda che sei ancora, che sei fatte così, tradizionali. Sì, Vai, non dai. si mette tutti i giorni, però qui a fare scena si mette. Dimmi un'altra parola. Dico un'altra, aspetta che mi verso la roba qua che Presa sarà tutti. cosa sarà, sì, perché mi aspettavo un'altra. Così. Vediamo qua. Fruare. Ah, Sì. logorare. Bravissimo. Consumare. Un'altra ancora. Dai, Rumegare. ravanare, rumare, stare. stare a terra. Rimestare, rimurginare, che sono tante robe. Sì, Ma rumare anche a talpa, a ruma. a rubare, esatto. Ma potrei andare avanti anni qua con queste robe qua, perché Sì. come gli altri due mercato gusto è una causa persa, dici. Perché te vuoi ciapparmi in volevo vedere se ne che era una sola che non conoscevi. Basta t'ha bravi. sbagliato indirizzo. No, dove no, dire. ne trovo una, quella che non mi ricordo neanche più. No, che ne sta una che non ho mai sentito. Va avanti in altri due Perché? Perché non ho mai sentito? Perché mi sono giovane, io invece se veggio, so tutte, no? Sì, è così. È ultima dai. Dai, ultima. Svampio. Senza idee, come si dice? Svampio. Traduzione italiana, mi rendo conto che è complicata. Leggera, da un punto di vista Evanescente, sì, senza evaporato. senza cosa, ma più che altro è una persona svampia. Leggera, una persona leggera, senza. Ma si puoi dire anche di un cibo che si svampia. Certo, che lei Ha perso la sua fragranza. esatto, non ha più il sapore originale. Cos'è che ride lei, signora? Cos'è che ride lei? lei è un cuoco. È giusto. Il regista ha detto che sei giusto. Ride che. Lei è un cuoco. Ragazzi, si sta veramente, veramente bello. Sì. E anche oltre che bello, istructivo. Perché Ascolta, ma quanti schede che c'abbiamo stasera con voi? No, niente con portare pasta. Diavolo, macaco. Se E sapevo così stavo a casa. Come imparare che in ferrovia si lavora. Porco cane! Non lavora lì in avanti. ferrovia si lavora. Ma che sei ancora qui che vai in pensione dopo 14 anni, un mese, un giorno? Non gli è mai mesi, sta. un giorno? Non gli è mai Mai sta. sta, mai sta. No. No, ed era leggende. Era È successo era però. nel campo dell'istruzione L'istruzione, sì. e della sanità. In ferrovia non te potevi andare in pensione a 45 anni. No. Qualche doni No, sto dici, siate dai, beh, sì, ovvio. E No. ho imparato tantissime robe sul presepio, veramente numero uno per me, tanta roba, anzi, visto che siamo sotto le feste qua, vi invito, se vi piacere, ma non è una questione solo religiosa, per chi che è una questione culturale, una questione proprio di dare a riscoprire quanta arte, quanta passione che c'è da Dio nel realizzarlo, ma anche quante, come che ha detto bene Mauro, quanti simboli che puoi essere Sì. nascosti all'interno di un'opera d'arte del genere che fa cultura, ragazzi, che te voglio o no, te puoi essere anche musulmano, buddista o anche ateo, fa tanta cultura e quindi dai a fare una visita che è sempre bello. Vi ringrazio. Voglio usare una roba per i posteri. L'ardua sentenza? No. Un obolo. No, scherzo. No, il bolo. Una parola testimonianza di questa mattinata di domenica che abbiamo passato qua. Daghe aria. Ah, beh, Sempre. bravi. Grazie ancora Mauro e grazie ancora a Adriano per l'intervista. Boh. Dai, aria, sempre. Daghe aria sempre.
Allora, sempre attacca a bocca, proprio esatto. Gastare radente e bocca, così. Fai una prova parlando con volume. Prova 1, 2, 3. Perfetto, Prova. andato così. Anche a B fa solo 1, 2, 3, fante cavallo re. Vai, fante che va, re, va benissimo. Insomma. 1, 2, 3, fante che va, re. E ora puoi attaccare.